Ci sono due realtà importantissime del Trevigiano, quindi destra, sinistra, Piave, che si uniscono in questo fine settimana, il secondo fine settimana di marzo. Realtà diverse perché Bessica è proprio la realtà del florivivaismo, un'eccellenza, con questa realtà importante che fa vivere una comunità in questi 2 giorni con diverse decine di migliaia di visitatori, più di 300 espositori, tante mostre collaterali, però nello stesso fine settimana vi è anche San Gregorio. Allora cerchiamo di andare d'accordo e quindi vi sarà a Bessica, ovviamente brinderemo con lo spumante di Valdobbiadene, a Valdobbiadene vi sarà anche la presenza fiorita delle piante e fiori di Bessica, quindi sarà un bellissimo fine settimana come sempre e aspettiamo tantissimi visitatori. Valdobbiadene oggi è riconosciuta in tutto il mondo per il suo prodotto principe, che è il Conegliano Valdobbiadene di OCG, ma insieme a questo ci sono anche le PPL, che poi è stata proprio una legge regionale istituire queste piccole produzioni locali nate proprio nel nostro comune Valdobbiadene. Quindi in quel giorno ci saranno in piazza, in quei 3 giorni, sia espositori di attrezzature che riguardano tutta la viticoltura, ci sarà sicuramente anche da assaggiare un calice di Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, ma soprattutto ci saranno anche formaggi di malga, ci saranno tutti quei prodotti delle nostre PPL, quindi sarà sicuramente una bella festa dove saremo tutti quanti insieme in piazza a festeggiare la nostra tradizione agricola del nostro territorio e della nostra regione. Quest'anno abbiamo una novità su richiesta di molti, sia visitatori che espositori degli anni scorsi, insomma il successo che si è avuto con le oltre 115.000 presenze nei 3 giorni dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo deciso di ampliare gli spazi dedicati alle esposizioni e alla fiera all'interno del centro cittadino di Valdobbiadene e ampliare anche i giorni di fiera. Inizieremo il venerdì pomeriggio con Luna Park, il street food e i locali del centro che scenderanno, insomma, si apriranno alle vie del centro e ci saranno dei concerti e l'esposizione vera e propria, l'Expo dei prodotti e dei macchinari della viticoltura e dell'enologia, le piccole produzioni locali, l'artigianato e le varie attività inizieranno già da sabato mattina fino a lunedì sera. L'antica fiera di San Gregorio dall'8 all'11 di marzo, l'inaugurazione sarà domenica 10 marzo alle ore 11, ma da venerdì a lunedì ci saranno intrattenimenti per i bambini e le famiglie e le esposizioni dei macchinari e attrezzature per l'enologia, l'agricoltura e l'artigianato. Ci saranno i 300 espositori, più di 300 espositori solo ed esclusivamente del florovivaismo. Ci saranno in piazza i 5 giardini esposti da professionisti dell'arredo giardino, della progettazione di giardini, provenienti praticamente da tutte le zone limitrofe. E ci sono eventi collaterali comunque sempre inerenti alla fiera, come i mercati medievali, il modellismo agricolo, varie mostre collaterali, diciamo, sostanzialmente. La fiera di Bessica sì, il 9 e il 10 marzo, vi aspettiamo tutti. Confidiamo in un tempo clemente, si sta sfogando in questo periodo, quindi confidiamo in un tempo clemente e vi aspettiamo numerosi come gli anni passati, diciamo, ecco.